Va male alla Roma, non benissimo alla Lazio il pareggio con il Catania. Delio Rossi, mancato aggancio alla vetta, poteva essere una vetta solitaria per la formazione di Edi Reia. Sì, anche se mancavano diversi giocatori alla Lazio perché mancano tutti i centrocampisti, ma manca Mauri, manca Gonzalez, manca Matusalem, manca Diaz, quanto manca Diaz si sente dietro. Però bisogna fare un plauso al Catania, anche perché il Catania è una squadra che si deve salvare e gioca a metà campo con Lodi davanti alla difesa e con Almiron. Una squadra come il Catania cerca di giocarsela, è una squadra anche di qualità a metà campo, non ha grandi incontristi, quindi sta facendo bene, quindi onore e merito a Montella perché è un esordiente in una piazza difficile come Catania, se la sta giocando bene. Assolutamente, lo scorso anno ricordiamo che comunque il Catania era partito male, poi comunque si è ripreso. Georges Jouari, Miroslav Klose sempre più conferma, è anche uno dei candidati dei 50 insieme a Totò Di Natale, unico italiano, per il pallone d'oro. Ah, bravo, uno che... Tu non ci sei mai andato nella lista, no? No. Ormai neanche dopo andato più lontano possibile questa neanche lista. dopo aver vinto la Coppa Campioni? No, non sono mai stato. Vabbè. No, l'importante è che è stato un grande acquisto della Lazio, un giocatore importante, un giocatore che c'è sempre presente anche nelle palle alte sulla area, fa una bella coppia con Cissé. Io credo che può diventare ancora un ponto più ancora di forza in questa Lazio no futuro.